Sì. Boh. Volevo quasi quasi far fare la replica, la dichiarazione di voto a Sergo, ma poi insomma. Intanto, vabbè, l'ultimo voto sull'ordine del giorno, insomma, mi sembra che non serva aggiungere poi molto, anche perché impegnava semplicemente la Giunta insomma, ad opporsi davanti a opere, neanche a infrastrutture lineari di trasporto da realizzarsi sul nostro territorio regionale che interessino le aree carsiche, quindi in qualche maniera andavano anche incontro alla modifica che ha proposto la Giunta stessa dopo che noi l'abbiamo segnalata e ci siamo sentiti dire di tutto, sempre quella che prevedeva la distruzione del patrimonio speleologico. Stamattina ho sentito sia il consigliere Lauri che la consigliera D'Aggiao, insomma, parlare di geositi e geositi e geositi e geositi, però le deroghe, oltre che ai geositi, erano previste e sono previste anche sulla parte speleologica, quindi quello che era il nostro la lettera A, che prevedeva la distruzione, era riferita al patrimonio speleologico, non al patrimonio geologico, che invece è inglobato nel comma 1 dell'articolo 10. Il comma 2 e il comma 3 parlano dell'articolo 10, che è l'articolo che tutela il patrimonio speleologico e le forre, e quindi non sono. Comunque noi abbiamo presentato degli emendamenti che insomma abbiamo ritenuto di doverli presentare per in qualche maniera recepire quelle che erano le osservazioni che arrivavano dalle associazioni, piuttosto che da chi è stato qui in audizione. Abbiamo fatto delle richieste, abbiamo votato no a quello che ritenevamo non essere in linea con una legge che si propone di dover tutelare e valorizzare il patrimonio geologico. Sicuramente è una legge che mancava e va anche bene che per la parte in cui sono previste delle disposizioni di tutela e valorizzazione ci sia. Come abbiamo detto in Commissione, altre regioni hanno sì previsto la deroga alle norme di valorizzazione, ma l'hanno fatto, e cito ad esempio, questa è quella della Puglia, per esempio, una a caso, dove prevede che sì ci sia la deroga, ma per documentati e imperativi motivi di interesse pubblico legati alla sicurezza, che è ben altra cosa che prevedere le deroghe per la realizzazione di opere pubbliche o opere di interesse pubblico. Si parla di sicurezza e quindi è la sicurezza dei propri cittadini o del territorio. Quindi noi ribadiamo la nostra contrarietà soprattutto all'articolo delle deroghe, e che è poi quello che ci fa dire di no a tutta la legge.